Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Operazione della polizia a Reggio Calabria per l'esecuzione di 5 provvedimenti di fermo contro affiliati alla Cosca Tegano dell''Ndrangheta. Tra le persone coinvolte nell'operazione, condotta dalla squadra mobile e dallo SCO, Michele Crudo, 33 anni, genero del capo della Cosca, Giovanni Tegano, arrestato nello scorso mese di aprile dopo una latitanza di 23 anni. I 5 fermati sono accusati di estorsioni ai danni di imprenditori non calabresi impegnati in importanti lavori a Reggio. Un uomo, Alfredo Trapasso, 31 anni, è stato fermato dai carabinieri perché è ritenuto l'autore dell'omicidio di Antonio Aloi, 39 anni. Il cadavere della vittima fu trovato carbonizzato il 19 settembre scorso nelle campagne di Soveria Simeri. Trapasso, che si era reso irreperibile dopo l'omicidio, è stato rintracciato a Tropea. Sul corpo dell'uomo sono state trovate alcune bruciature compatibili con le modalità del delitto. Si è insediata a Corigliano Calabro la commissione d'accesso antimafia nominata dal prefetto di Cosenza Antonio Reppucci. La commissione avrà il compito di valutare se ci sia, come ritengono gli inquirenti, dei condizionamenti dell''Ndrangheta e collusioni nell'attività amministrativa del comune. In particolare, nel mirino c'è il sindaco Pasqualina Straface, in seguito all'inchiesta sulla maxi operazione Santa Tecla, in cui furono arrestati i suoi 2 fratelli. È un'autentica Santa Barbara quella scoperta in località Acquavona, nel territorio di Belcastro, dai carabinieri. Le armi e gli esplosivi sono state rinvenute in un barile seminterrato in un terreno agricolo adiacente a un casolare abbandonato. All'interno 2 mitra, una pistola calibro 7,65, 7 bombe a mano, 12 candelotti, alcuni di dinamite, centinaia di proiettili di vario calibro. Le armi erano perfettamente funzionanti e pronte all'uso. Il governatore Giuseppe Scopelliti incontrerà domani a Catanzaro i rappresentanti delle forze sociali, medici, sindacati di categoria e quanti sono interessati a vario titolo al piano di rientro della sanità calabrese. L'incontro, aperto alla stampa, rientra nel piano di comunicazione e di informazione avviato già nei mesi scorsi. Intanto sulla 106 continuano le proteste dei cittadini che si ritengono penalizzati dal piano di rientro regionale. Il presidente Scopelliti, in qualità di commissario delegato, ha emanato una specifica ordinanza commissariale di protezione civile, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento urgente di sistemazione idrogeologica della frazione Ianò nel comune di Catanzaro, per un importo complessivo di 500.000 euro. Il progetto è stato elaborato dall'ufficio tecnico dell'amministrazione comunale di Catanzaro in stretta collaborazione con la struttura commissariale. Il procuratore capo di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardo, ha denunciato le difficoltà della procura distrettuale antimafia per carenza di personale. All'appello mancano almeno 6 o 7 unità, così come aveva già annunciato nel corso di un convegno a Isola Caporizzuto sui beni confiscati alla mafia. Lombardo sottolinea che la procura distrettuale di Catanzaro ha competenza su 4 province. Per dare un aiuto concreto, ad ottobre arriverà da Crotone Pierpaolo Bruni e ad aprile altri 4 magistrati di prima nomina. Un dibattito sul tema della legalità e della lotta all''Ndrangheta nell'assise regionale, e questa è la proposta fatta dal Presidente del Consiglio Francesco Talarico. La proposta, che comincia a raccogliere diverse adesioni e che potrebbe vedere il coinvolgimento dello Stato nelle sue massime espressioni, è nata dopo la grande manifestazione antimafia svoltasi a Reggio Calabria. Intanto un convegno sul giornalismo e la mafia si è svolto a San Giovanni in Fiore. I Sabatum Quartet hanno vinto il prestigioso premio Sabatum 2010 come miglior clip per la produzione di Parole Gramigna. La band aveva ottenuto lo stesso riconoscimento assegnato dalla redazione del periodico La Voce del Savuto al suo esordio nel 2006. I Sabatum sono una delle band più interessanti del panorama musicale calabrese, tanto che si sono segnalati con lo stesso videoclip in concorsi a Roma, al Marte Live presente al Festival del Cinema di Roma.